io ho 4 sportei a cui ovviamente il sportello centrale di Udin e questi sportei hanno valorizzato territorialmente l'azione politica ma anche di traduzione e di supporto alle iniziative per la lingua furlana. Avvegneranno dislocati a Turmie, San Vito di Piliment, Muciana e Gurissa, oltre che ovviamente sono anche il sportello centrale di Udin e questi sportelli occupano 11 persone. I fondi vengono da Stato, con la legge 442, vengono delegati alla regione che vuole aiutare dall'Arlef all'immanere con questa attività che noi pensiamo di grande livello, proprio perché gli utenti stanno domandando in maniera sempre più grande.